Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, 21:01, siamo in diretta, uno speciale dedicato a quello di cui si sta parlando oramai da una settimana, gli attentati di Parigi, prima l'attacco al giornale satirico Charlie Hebdo e poi, come ben sapete, in quel negozio dove sono stati uccisi 4 ebrei. Vorrei contestualizzare per capire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un episodio molto grave di quella che uno studioso, io sono studioso e faccio citazioni, ha definito la battaglia d'Europa. La battaglia d'Europa per i cuori elementi dei musulmani, i quali sono stretti in una morsa. Da un lato c'è le lusinghe dell'integrazione, quindi scegliere di trovare un posto in questa società, in parte anche assimilarsi, acquisire nuovi stili di vita, nuove abitudini, nuove mentalità, e dall'altra parte c'è l'attrazione nei confronti di una ideologia alternativa, radicale, che è appunto l'islamismo, l'islam politico, il fondamentalismo come lo vogliamo chiamare, e ci sono 20 milioni di persone che sono strette in questa morsa, devono scegliere. E io condivido in parte quello che ha detto Sam, c'è un disagio economico, ci sono delle sofferenze economiche di famiglie, soprattutto immigrate, ma non solo, sottolineiamolo, che incentivano il tradimento, perché questo è un tradimento, perché non dimentichiamo che chi ha compiuto gli assalti alla redazione di Charlie Hebdo, al negozio Kasher di Parigi, sono dei figli dell'Europa, sono persone nate in Europa, cresciute in Europa, sostenute nella loro crescita in Europa, scolarizzate in Europa. Questo tradimento nei confronti di un continente che li ha accolti, allevati, è un grande mistero su cui da tempo molti studiosi, filosofi ci ammoniscono. Io ricordo un saggio ovviamente boicottato di un filosofo conservatore, Roger Scruton, che si diceva, che si chiedeva: dobbiamo spiegare come mai noi europei generiamo figli dell'Occidente che poi si rivoltano contro l'Occidente e desiderano la sua distruzione. Questo è un mistero che, per quanto riguarda persone come me, sociologi, filosofi, richiede di attrezzarci, di studiarlo profondamente per capire soprattutto cosa fare per evitare che si ripetano episodi gravissimi come quelli accaduti a Parigi. E una cosa vorrei dire: io sono uno studioso, cerco di essere obiettivo, avalutativo, di non prendere posizione, però siccome mi sono sentito profondamente offeso da quello che hanno fatto i 3 criminali e pazzi di Parigi, non chiamiamoli musulmani, chiamiamoli criminali, io ho portato questo, per ricordare che i valori che hanno colpito vanno difesi anche individualmente. Una matita è un simbolo pacifico per sperare che l'Europa che stiamo costruendo anche con i cittadini stranieri sia un posto accogliente nei confronti di tutti. Io vorrei, spezzare una lancia in favore della libertà di espressione ad ogni costo, nel senso che qui prescindiamo da un dato fondamentale: la storia dell'Europa. E il cammino faticoso, difficile, sanguinoso del sistema democratico, dei principi liberali, il loro successo, il loro trionfo, che spero definitivo e irreversibile, è avvenuto attraverso anche le campagne di stampa contro l'oscurantismo, contro l'assolutismo. Se noi pensiamo adesso che per non irritare le sensibilità che io capisco di determinate culture, di determinate religioni, vogliamo rinunciare a un cardine della nostra civilizzazione, io credo che ci sia un problema. Per carità, capisco che qualcuno, cito il New York Times, che definisce le vignette un insulto gratuito. Capisco anche chi dice, il Financial Times, che queste vignette sono stupide. Però io credo, mi trovo costretto ad essere d'accordo con Salvini, che dice: la reazione contro cose che non ci piacciono qual è? Girare le spalle, non comprare il giornale. E oggi ho letto l'intervento di un imam londinese che dice che il numero uscito oggi di Charlie Hebdo, dopo la decimazione della sua redazione, è un atto di guerra. Davvero una matita può provocare un conflitto contro 1.700.000.000 di persone? Cerchiamo di riflettere su questo e dico l'ultima cosa.
inquadriamo bene quello che è successo, perché è successa una cosa molto grave a Parigi, è mancata una figura importante, Obama. Obama ha scelto di non venire e poi si è pentito. Perché Obama ha dei problemi personali, politici, nel senso che lui si rifiuta di considerare una realtà amara, cioè che l'America, l'Occidente, gli stessi musulmani, la maggioranza dei musulmani di tutto il mondo sono in guerra. Sono in guerra contro chi? Contro una visione fanatica, oscurantista, estremistica dell'Islam. Allora, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo, non noi, ma i musulmani hanno un dovere. E qual è il dovere? Non lo dico io, ma lo dice il presidente egiziano al-Sisi, che ha fatto due cose rivoluzionarie in questi ultimi giorni. È andato, primo presidente della storia egiziana, ha partecipato alla messa di Natale della Chiesa copta, ha lanciato un messaggio eccezionale. E seconda cosa che ha fatto, è andato ad Al-Azhar, la grande istituzione religiosa, il punto di riferimento della dottrina islamica nel mondo. È andato davanti a un pubblico di imam, di ulema, di figure religiose a dire parole chiarissime: l'Islam ha bisogno di una riforma in senso illuminato, ha usato questa espressione, illuminato, non ha scelto a caso questa. Parlava anche prima Khabib della... A differenza di quanto è stato espresso più volte qui, io invece credo nell'integrazione, è la mia missione, lavorare per capire qual è il modello con cui convivere tutti insieme. Ecco, ci crederò ancora di più il giorno in cui diciamo tutti insieme convergeremo su questa conclusione che ci è stata leggermente suggerita dagli attentatori di Parigi. Siamo in guerra cioè ci hanno dichiarato guerra e il nostro nemico si chiama Islam radicale e oggi per inciso, si chiama Al-Qaeda, oggi per inciso proprio stamattina è arrivata la rivendicazione da Al-Qaeda nello Yemen e in questo comunicato viene specificato che quello che è successo a Parigi è la volontà del vice di Osama Bin Laden, di Zawahiri. L'ha orchestrata lui questa mossa. Ecco, io credo che ci sono tantissimi i musulmani che condividono questa idea che dobbiamo debellare questa minaccia non alla civiltà europea occidentale, alla civiltà dei diritti dell'uomo, alla civiltà universale. Mi è piaciuto che i musulmani udinesi siano scesi in piazza per dire questa cosa, per sottolineare che il terrorismo non è la risposta contro i problemi che affliggono il mondo. Io continuo ad essere fiducioso e continuerò a ritenere amici Osam, Bouraoui. Dai che andiamo a chiudere, che stiamo già sforando. Osam?